Voglio che tu sia l'aria più leggera, voglio che tu sia un'alba chiara primavera. Io ti porto via dove nasce un'emozione. Voglio che tu sia le note di una mia canzone. Voglio che tu sia vento di scogliera. Voglio che tu sia trasparente questa sera, che il silenzio il mare e tu non dici una parola. Voglio che tu sia più felice e meno sola. Ed è così che sarà. Ed è così che sarà. Con il risveglio del mattino, il sorriso di un bambino. È così che sarà. Domani e sempre sarà. Domani e sempre sarà. E nei tuoi occhi un grande cielo. Ogni volta prendo il volo. Per sempre sarà. Voglio che tu sia la mia storia vera. Voglio che tu sia fra le mie braccia prigioniera. Dai, ti porto via, soli sopra un aquilone. Voglio che tu sia dentro questa mia canzone. Ed è così che sarà. Ed è così che sarà. Con il risveglio del mattino stai dormendo qui vicino. È così che sarà. Domani e sempre sarà. Domani e sempre sarà. E nei tuoi occhi un grande cielo. Sul tuo seno prendo il volo. Per sempre sarà. Domani e sempre sarà. Domani e sempre sarà. Con il risveglio del mattino, il sorriso di un bambino. Per sempre sarà. Toto Cutugno, voglio che tu sia. Buonasera! Ciao ragazzi! Ma che bello stare qui con voi! Siamo pronti? Siamo pronti ad una grande puntata insieme! Quindi 348 80 40 254 il numero per tutti i vostri messaggi, fotografie, richieste, saluti al Peiretti, ma questa sera c'è il ritorno di lui! Il ragazzo dal Papillon d'Oro, Claudio Jackie Music, lì pronto per farvi ascoltare la sua voce, per farvi emozionare, per far entrare nelle vostre case il suo modo di fare, il suo modo di essere, ma tra un po'. Sì, lo so che state aspettando gli indizi, state aspettando l'apertura delle telefonate, ma lo facciamo dopo, perché se il primo brano era del grande Toto Cutugno, il secondo è del grande Pupo. Non ho detto grande Puffo, ho detto grande Pupo.
Pensate che ha scritto una canzone, Pupo, riferendosi a una ragazza, e la chiama Piccola. Adesso, Enzo, caro Enzo Ghinazzi, capisco tutto, ma detto proprio da te, cioè va bene tutto nella vita. E insomma, ascoltate che bella questa canzone e cantiamola insieme. Piccola! Passato, ciò che è stato, noi restiamo qui a sognare con lo sguardo verso il mare, sai, le promesse d'amore, piccola, sono raggi di sole, brillano nel cielo e poi si posano sui tuoi occhi e sul cuore, piccola. Cercavo tante cose, chi lo sa se le ho vissute, emozioni già perdute, grazie a te le ho ritrovate, sì, le promesse d'amore, piccola, sono senza parole, volano nell'aria e poi si toccano nei tuoi occhi e nel cuore, piccola. Sui miei domani. Quando nasce un nuovo amore, seducente, appassionato, non sciupare questo fiore, è un regalo delicato, sai. Le promesse d'amore, piccola, sono raggi di sole, brillano nel cielo e poi si posano sui tuoi occhi e sul cuore, piccola, le tue piccole ali, fragili sui miei pensieri, piccola tu, ti chiudo dentro il mio cuore, sei piccola tu. Io senza te non so stare, sei sempre di più nei miei pensieri ed ora piccola tu, ti chiudo dentro il mio cuore, sei piccola tu, io senza te non so stare, sei sempre di più nei miei pensieri, sei piccola tu, sei piccola tu, sei sempre di più nei miei pensieri, sei piccola tu. Sei sempre di più, ma sei piccola tu, io senza te non so stare, sei sempre di più. Buon lavoro Paolo in regia, complimenti, gran sfondo alle mie spalle, bravo Paolino! E adesso lo prendo, sì, eccolo qui, lo zainetto ufficiale di Rete 7 con all'interno l'oggetto misterioso. Ieri ci avete provato in tanti ad indovinare quale esso sia, non ci siete riusciti nonostante questi indizi. Vai Paolo, fammi vedere gli indizi che sono qui, arrivano e 3, 2, 1, arrivano, no, volevo grandi, qui Paolino, non importa, va bene lo stesso. 0, casa, mattino, 9, moneta, ripeto, gli indizi sono 0, casa, mattino, 9 e moneta. Poi ieri vi ho aiutato molto, ho detto che è un oggetto che avete in casa, si usa al mattino, non dico di più,
ma aspetto le vostre telefonate per vincere lo zainetto. Guardate che bello che è. Guardate che bello che è questo zainetto, e può essere vostro telefonando, ecco, grazie Paolo, telefonando al 378 4080 506. Prendo ancora un po' di secondi in modo che voi possiate mettervi lì a fare uno screenshot della TV o segnarvi ancora a penna gli indizi. 0, casa, mattino, 9, moneta. Per la prima volta ci sono 2 numeri negli indizi, però come ho detto ieri, a volte un numero può non essere un numero. Te capì? Amisaka? Deve capì? Bene, aspetto le vostre telefonate. 378 4080 506. Che poi una cosa carina, Paolo, ho visto oggi quando ho aperto il telefono, mi hanno telefonato almeno in 10 persone verso mezzogiorno. Probabilmente c'è la replica in qualche canale sparso qui e là, e giocavano e provavano a telefonare. Ricordo che l'unica versione di Casa Peretti in diretta è questa, quella che va in onda su Rete 7 dalle 20 alle 21, ok? Quindi non provate a mezzogiorno perché non vi risponde nessuno. Signore e signori, ho l'immenso piacere di mettere giù questa telefonata, perché ho detto nel secondo tempo, ragazzi, non chiamate adesso, dopo il primo blocco pubblicitario. Ho l'immenso piacere di avere qui con me, dopo un bel po' di tempo, Claudio Jackie Music. Ciao Claudietto. Allora aspetta che ti apro anche il microfono. Ciao. Ciao Enrico, ciao a tutti amici a casa. Un po' che manchi, però sei pronto, sei prontissimo? Prontissimo, vedo dei giochi nuovi. Visto? Hai già pensato cosa possa essere con 0 casa mattino 9 moneta? Dato che sta in uno zaino, un'astronave. Un'astronave? No. Piccola. Non è un'astronave piccola. Iniziamo con la tua voce, con un brano straordinario di Baglioni, che vuol dire tanto. Avrai. Sorrisi sul tuo viso, come ad agosto grilli e stelle, storie fotografate dentro un album rilegato in pelle, tuoni di aerei supersonici che fanno alzare la testa, e il buio all'alma che si fa d'argento alla finestra. Avrai un telefono che vuol dire già aspettare, schiuma di cavalloni pazzi che si inseguono nel mare, e pantaloni bianchi da tirare fuori, che già è stato un treno per l'America senza fermati. Avrai 2 lacrime dolci da seccare, un sole che si uccide, pescatori di telline, e ne vedi montagne e pioggiate colline. Avrai un legnetto di crimino da succhiare, e avrai una donna acerba, un giovane dolore, gli ali di foglie in fiamme ad incendiarti il cuore. Avrai una sedia per posarti ed ore vuote come uova di cioccolato, ed un amico che ti avrà deluso, tradito e ingannato, e avrai il tuo tempo per andar lontano. Camminerai dimenticando, ti fermerai sognando, e avrai la stessa mia triste speranza, e sentirai di non aver amato mai abbastanza. Se
Radio Jackie Music. Che Enrico, canzone, Enrico. che canzone che mi hai tirato su, che belle È sempre un emozioni. piacere. Anche devo dire dietro di te abbiamo vissuto dei momenti molto emozionanti. Insomma, bello, tutto molto bello. Senti, 348 80 40 254, perché dovrebbero scriverci? Per Ti mandare interrogo. messaggi. Per Mandare messaggi. Ah no, vabbè, adesso innanzitutto abbiamo un gioco. dopo, Ah, non dire gioco se ok. non mi chiamano già adesso. Dopo, No, secondo te, secondo tempo. Mandare messaggi, Quindi, mandare foto, richieste richieste saluti. di canzoni, saluti a me e a Enrico. Proposito, andiamo ancora una volta a vedere gli indizi del Sì, gioco. sì, andiamo a Vai vedere gli Paolo, indizi, vediamo dai. un po' gli indizi qua a pancia proprio, a pancia, uno dice pancia, così, che pancia. dici le cose a pancia, invece noi vediamo gli indizi sulla pancia. 0 casa, mattino 9 moneta, pensateci amici, tra un po' aprirò le telefonate e provate a vincere lo zainetto di Rete 7. Ma parlavamo di richieste. Andiamo a vedere una richiesta arrivata ieri, proprio ieri, e salutiamo tutta Aosta all'ascolto. Vai Paolo, vediamo un po' la richiesta. Arriva. Ciao, bravissimi come sempre, grazie delle belle serate. Vorremmo chiederti di fare Selli di Vasco. Un bacio alle nostre nipotine Maria e Veronica, zia Paola e zio Francesco da Aosta. Quindi salutiamo Maria, salutiamo Veronica, salutiamo zia Paola e zio Francesco. E arriva per voi dalla voce di Claudio Selli. Se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra, se lì una donna che non ha più voglia di fare la guerra, se li ha patito troppo, se li ha già visto che cosa ti può crollare addosso, se ne è già stata punita per ogni sua distrazione o debolezza, per ogni candida carezza, tanto per non sentire l'amarezza. Dedicatissima. Fuori piove, stasera no. Senti che bel rumore. Sì, a me piace. Se li cammina per la strada sicura, senza pensare a niente, ormai guarda la gente con aria indifferente. Quando uno sguardo provocava turbamenti, quando la vita era più facile e si potevano mangiare anche le fragole, perché la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia, sopra la follia. Cantando con noi amici a casa? Io non vi sento, voglio di più. Senti che fuori piove, senti che bel rumore. Ma forse se è proprio questo il senso del tuo vagare. Io non vago mai. Forse davvero ci si deve sentire alla fine un po' male. Forse alla fine di questa triste storia qualcuno troverà il coraggio per affrontare i sensi di colpa e cancellarli da questo viaggio, per vivere davvero ogni momento con ogni suo turbamento, come se fosse l'ultimo.
Allora, devo dirti grazie perché sei il primo artista a calcare il palco di Casa Peretti che interpreta un brano che ho riarrangiato. Di solito le riarrangio sempre per me, invece questa sera ho voluto farti un regalo a te e soprattutto Grazie, fare un Enrico. regalo Grazie. ai nostri amici a casa. L'hai fatta veramente bene, hai vissuto questo brano in pieno. Bravo Claudio! Quando- Se vi è piaciuta scrivete al 348 80 40 254, se non vi è piaciuta scrivete lo stesso, non importa. Sempre scrivete, l'importante è che scrivete. A noi piacciono i messaggi. Adesso ci fermiamo soltanto 2 minuti e mezzo per la pubblicità, poi riapriremo il gioco e tante altre canzoni e messaggi e non cambiate canale, però facciamo? Sì, Ma vieni, assolutamente siamo in sì. stra ritardo, ma Abbiamo- sì, anche perché ragazzi, la parte bella di quando arriva Claudio è la sua fidanzata, eccola qua. Buonasera, Enrico. Buonasera a tutti. Sei sempre più bella, è arrivato il momento della pubblicità, quindi questa volta te la faccio lanciare in cinese, vai. Non sai le lingue, cioè, hai studiato lì? No, non hai studiato. Rumeno? Vabbè, lanciala in rumeno per i nostri amici rumeni, vai, rumeni, vai. Non lo so. No, perché sa il rumeno, ma non la sa lanciare la pubblicità in rumeno. Vabbè, 3, 2, 1. Pubblicità. Brava. In italiano funziona sempre. Bentornati in questa seconda parte di Casa Peiretti che inizia con una vostra richiesta, un brano che dobbiamo dedicare a Milena. Però prima di andarlo a cantare voglio introdurre loro, ma soprattutto introdurre te all'interno del brano. Non ti prometto niente, io non so come vivi tu le tue storie d'amore passate, però all'inizio, secondo te, è più giusto farsi delle promesse e poi non mantenerle, oppure tenere un rapporto un po' a distanza e ciò che arriva, come dice una mia cara amica, nessuna aspettativa, nessuna delusione. Come la vivi tu? Preferisci andare subito oppure calma? Dica. Beh, dipende dai momenti della vita, quindi comunque dipende uno da quando capitano questi amori, quindi se uno è da giovane piuttosto che... E poi dipende da... Dici che da giovane tendi più a fare delle promesse? Sì, perché... Ogni donna è quella giusta? No. No, vabbè, diciamo che uno ci spera sempre. Ci spera sempre. Però E poi allora? magari quando uno cresce un pochettino dice guarda, non ti prometto niente. Io invece sono completamente d'accordo e favorevole al testo che andrò a cantare tra un po' perché è bello non farsi nessuna promessa all'inizio e lasciare che le cose vadano come devono andare, perché ogni promessa poi non mantenuta può essere un piccolo graffio. E quindi, Ramazzotti, non ti prometto niente. Adesso non mi chiedere quando tornerò. Ti prego non insistere, magari chiamerò. Non ti prometto niente, anche se tu mi piaci già un po', ma non ti prometto niente. Conosci già la regola, vedersi solo un po'. Capisco che non basta più, però per il momento no. Non ti prometto niente, sai che già una volta io l'ho fatto e che ho mantenuto tutto, io che ci ho creduto così. Sai come finirà.
io non ti so rispondere se un giorno cambierà. Non ti prometto niente, dico solo che con te sto meglio e che il tempo del risveglio già potresti essere tu. Non dico di più, non dico di più. Se tornerò a innamorarmi ancora, ora non so se sarà di te. E se ci sarà posto ancora, mi piacerebbe tenerlo per te. Per te. Oh, se ci sarà posto ancora per una parola che vorrei poterti dire senza più pensare a lei, più pensare a lei. E te credo che ha scritto sto brano, ci pensavo mentre cantavo il finale e ci credo, lui arrivava dalla storia con la Hunziker, no? E qualsiasi altra che arriva dopo la Hunziker è la Hunziker, quindi non ti prometto niente, magari un giorno ti dirò di sì, però non devo più pensare a lei. E secondo me a distanza di tanti anni Ramazzotti è ancora lì che ci pensa. E adesso io penso, sai cosa? Di aprire le telefonate. Vai, vediamo un po' se c'è qualcuno che ha voglia di giocare insieme a noi. Vai regia, fai vedere gli indizi qua a pancia. 0 casa, mattino 9, moneta, via con le telefonate. 378 4080 506 per provare a vincere lo zainetto. Avete esattamente 10 secondi per provare a telefonare, altrimenti andiamo a cantare un'altra canzone, poi vedremo, perché anche ieri subito non hanno telefonato, poi subito una dietro l'altra. Allora abbiamo subito pronto. Chi sei, da dove? Ciao, sono Jean-Pierre da Nichelino. Jean-Pierre da Nichelino. Ciao Jean-Pierre. Allora io prendo lo zaino e gli indizi ormai si sanno. 0 casa, mattino 9, moneta. Jean-Pierre, cosa c'è nascosto all'interno dello zaino secondo te? Il telefono. Un telefono. Spiegami perché sei arrivato a telefono. Allora, lo 0 dovrebbe essere il prefisso, per il prefisso. Casa, il telefono di casa, il mattino, perché la prima chiamata, la prima cosa che si vede al mattino. Bravo, è la prima cosa che guardo anch'io al mattino, apro gli occhi, il telefono, ormai siamo diventati così. Al 9 potrebbe essere la sveglia, che suona la sveglia, e la moneta che si metteva nei telefoni a gettoni di una volta. Jean-Pierre, sei stato molto bravo, gli indizi potevano portare a telefono, ma non è il telefono all'interno dello zaino. Grazie per aver giocato con noi. Grazie a voi. Ciao Jean-Pierre, Ciao. grazie, ciao. Grazie. Ciao. Non è un telefono, vediamo un po' se c'è qualcun altro che ci prova. Al 378 4080 506 abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto, Allora, sono Giovanna da Vercelli, salve. ciao Giovanna, devi abbassare a Sì. 0 il volume della TV. Va bene, meglio così? Io ti aspetto. Oh, sì, ciao Giovanna, hai visto che c'è anche Benissimo. c'è il nostro Claudio questa sera qui con noi. Benvenuto, ben arrivato. Grazie. E Giovanna. complimenti sempre perché ci allietate tutte le sere. Grazie Giovanna. 0 casa, mattino 9, moneta. Cosa ho nascosto qui? Provaci. Ma io ho pensato a una bilancia, Una magari bilancia. non è. Ma perché? Prova. Come Allora, sei arrivata a bilancia? Noi nel frattempo guardiamo. Perché hai detto uno dei due numeri non è un numero. Quindi? Allora io ho pensato a Renato Zero. Renato Zero. Renato Zero è della bilancia, del segno della bilancia. No. In casa si tiene una bilancia e ci si pesa la mattina. Sì? Esiste il bilanciere da 9 kg, che è un peso standard per alcuni bilancieri. Una volta nelle vecchie bilance, magari dai farmacisti o che, si mettevano le monete e funzionavano a moneta.
Ti faccio un'altra domanda. Tu sai Sì. quando inizia il segno della bilancia? A settembre. Che Ho pensato anche a quello, 9 è il mese della bilancia. Signore e signori, ma brava! Ma bravissima! Bravissima! Davvero, ce l'ho Complimenti. fatta! Che Brava! meraviglia! Ma pazzesco! Che bello! Ho detto questo mi ero scervellato per portarla almeno tutta settimana e sei stata fenomenale! Brava, brava, brava! ancora brava. Grazie! Hai capito? Grazie, Complimenti, gentilissimo! Allora, gentilmente, amica mia, mandaci un messaggio col tuo numero di telefono, col tuo indirizzo, eccetera, in modo che io dopo la puntata Sì. possa chiamare. A che numero? Al 348 devo mandarlo? 348, Il- esatto, 8040 Ecco. 254. Grazie Giovanna. Va bene. Grazie Grazie mille. a voi. Grazie. Buona serata. Un bacione a tutti. Fai dei E saluti grazie Giovanna. ancora. Fai dei saluti, vai. Saluto tutti quelli che mi conoscono, che sono collegati alla TV, e tutte le persone che amano il vostro programma, che è fantastico. Grazie. Grazie, Giovanna. Grazie di cuore. Ciao Un abbraccio, Giovanna. un abbraccio di cuore e grazie ancora. Ciao. 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 Giovanna. Hai capito? Oh, ce l'hanno Hai fatta, capito? ce l'hanno fatta. Però io questa sera vi stupirò, anzi domani vi stupirò. Per noi poteva stare 2 mesi da dentro. Sì, non l'avremmo mai. Domani per vincere lo zainetto di Casa Peiretti non ci sarà un oggetto all'interno dello zaino, ma bensì ci sarà il mio peso. Quindi io adesso mi peso, Claudio fa da giuria, vedrai un numero qua, ricordati, lo segniamo su un bigliettino. Va bene, va Mi bene. peso vestito, ragazzi, quindi adesso questo è il mio peso di adesso. Non si vede in TV, però Claudio, guarda, prendi il telefono, fai una foto, vai, prendi il telefono, facciamo una foto che manderemo alla regia come prova, e il gioco di domani per vincere lo zaino, telefonare e cercare di indovinare il peso del Peiretti vestito. Adesso è andato via, ci riusciamo a fare foto? Allora, perfetto, bravo. Attenzione, aspetta che si fermi. Ok, vai, fai la foto. Non la far vedere a nessuno. Questa. Fa fede quanto pesava ieri Peiretti. Vediamo se a casa, solo per domani, solo per domani, vediamo. No, regia, 150 kg, no, guarda, per aver 43 Hai anni vinto, hai mi vinto. porto bene, che 150 kg. Capisco il vestito, ma vabbè, dai, pubblicità, poi torniamo in onda con Vieni da me, delle vibrazioni alla voce Claudio. Voi non cambiate canale. Non cambiate canale. Pubblicità. Le distanze ci informano che siamo fragili, e guardando le foto ti ricorderai quei giorni di quiete, sapendo che te ne andrai, ma io, avendo paura, non ti cercherò più. Vieni da me, abbracciami e fammi sentire che sono solo mie piccole paure. Vieni da me, per vivere ancora quei giorni di incantevole poesia, e ridere di questa poesia, e ridere. Veli trasformano intere identità, mai guardando le stelle che mi innamorerò di tutte le cose più belle che ci sono già, ma che fanno paura perché siamo fragili, fragili. Vieni da me, abbracciami e fammi sentire
Claudio, e adesso insieme andiamo a leggere tutti i messaggi, ma proprio tutti. tutti arrivati fin qui. Domani torna insieme a me la voce, la bellezza di Benedetta, quindi ragazzi altra grande puntata, e domani per vincere lo zaino non dovete cervellarvi, dovete buttare un peso a caso, ok? Ma lo spiegherò meglio domani. Se amiamo il bel cantare, nessun dimentichi che è sempre apprezzato anche dal creatore. Saluti Rotellini Carlo da Corio. Ciao Carlo. Ciao Carlo, grazie. Bravi ragazzi, siete eccezionali. Angelica, grazie Angelica. Eccezionali, grazie. Ciao amici, siete bravissimi. Grazie Dani. La tua voce, grande emozione, mamma. Grazie mamma. È la tua. Sempre convinto che non sia la tua. Ehi ragazzi, mettete sul 13 che inizia Casa Peretti con Enrico e la sua banda e gli ospiti. Cantiamo con loro e ci tengono in compagnia. Dalle 21 vorrei ascoltare la canzone di Bam Bam di Banfi. Sì, certo, la stiamo provando, la stiamo mettendo su. La stiamo... Bam 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 bam. Ecco, ma arriverà. Dalle 20 alle 21 sono con voi Silvia da Motta Alciata. Ciao, Brava Silvia, brava. Anch'io. Non possiamo vederti, ma siamo lì con te, mamma e papà. Oh, Grazie, bello, mamma e papà. bello. Perché? Ma Sono sono un via, corso di ballo. Allora possono poi ballo. rivedere la puntata. La prossima volta che vieni sì. qua inviti anche loro, così ballano dietro di noi. Oh. Ciao carissimi, sono Alessia di Vigevano. Comunque il mio ragazzo, quando ha sentito la canzone che gli ho dedicato, si è messo a piangere. Grazie davvero per tutto il sostegno e l'affetto che trasmettete. Grazie Alessia, grazie. Alessia, E un abbraccio a tutta Vigevano. Bentornato Claudio, salutami la Elena. Ciao Enrico da Elena. Elena che saluta Ciao, Elena che saluta Elena che viene salutata da Elena per salutare Elena. È tutto un giro, Un giro di Elena. Proprio. Ciao Enrico, sei sempre R+. Vai così. Sergio da Corbetta, Ciao, Milano. Sergio. Ciao Sergio, grazie. Ciao ragazzi, ciao Claudio, bentornato da Milena. Ciao Milena, grazie. Grazie mille. Alla quale era dedicata il brano di Ramazzotti. L'ha già richiesto ormai 3 settimane fa. Solo che devo far coincidere un po' di cose. Forza regia, ecco, ciao Enrico, quando canti Pupo mi riporti indietro nel tempo. Grazie, viva Casa Peretti, Giovanni e Silvia da Alessandria. Bene, sono contento, spero che possa tu rivivere i bei momenti del tempo passato. Grazie a Enzo Ghinazzi, grazie al nostro Pupo. E poi... Ciao Enrico, bellissimo inizio di serata con Pupo e Cotugno. Buona musica a tutti, Massimo da Venaria. Ciao Massimo! Grazie Massimo! Merci beaucoup. Stasera si mangia con te, sei fantastico, trasmetti un sacco di felicità, sei simpaticissimo e suoni benissimo. Un saluto da Giorgia, Marco e Graziella da Perosa. Ciao Giorgia, ciao Marco, ciao Giorgia, Graziella. E io vedo delle bruschette al pomodoro. A me le bruschette al pomodoro mi fanno impazzire. Io adoro le bruschette al pomodoro con un po' di origano sopra, un po' di cipolla, quella fine tipo in polvere. Ragazzi. Ciao Enrico, altra ora piacevole in compagnia di Casa Peretti. Grazie, grande Claudio, adoro Baglioni, è il mio cantante italiano pop preferito ed avrai è bellissima. Imperdibile Casa Peretti. Ciao da Roby75. Ciao Roby75. Ciao amico Grazie mio. mille. Grazie. Ed anche questa sera il tuo Marco di Intra è davanti allo schermo a godere le bellissime canzoni e a godere di Claudio. Grazie Enrico, un abbraccio dal Lago Maggiore. Ciao! Ciao Marco! Ciao Marco! Ciao Enrico e Claudio, vi seguo sempre con le vostre canzoni, mi fanno nostalgia. Assuntina, ciao Assuntina! Ciao Assuntina, grazie! Grazie mille. Regia, sto per scriverti un messaggio, fai attenzione. Tu vai, leggi tu. Allora, dopo un po' di tempo si torna a salutare gli amici di Casa Peretti. Sempre un piacere ritrovarvi. Gigi da Valperga, ciao Gigi! È un piacere per noi. Continuiamo.
No, guarda lì che c'era un gatto, c'è un gattone, mi stavo c'è- perdendo ti il sei perso il gattone, super non ho gattone, miau! Ma quanto sei bravo, tanto, non di più. Un grande applauso, Clem. Grazie Clem. Grazie, Clem. Grazie. No, de più. Grande il nostro Claudio Gecchi, un saluto da Daniele e Rosana da Nichelino. Ciao Dani e Ross. Ciao Nichelino. Bravo Claudio, sei bravissimo. Chiara, ciao Chiara, grazie mille. Grazie. Ciao Claudio, sono Simona, la vostra amica, tu e di Elena, la migliore che avete. Ascoltami, canti la canzone di Rama, Un giorno in più. Buon divertimento, vi voglio bene raga. La mettiamo La in prossima programma. la Mettiamo in prossima programma. la prossima volta, va bene. Regia, ti sto scrivendo in chat, ma leggimi. Ciao ragazzi, siete fortissimi. Vorrei dedicare a mia moglie Erika una canzone per te di Vasco. Erika, ti amo. Franco, Sofia e Letizia di Busca. La mettiamo in programma, anche una canzone per te. Non ti aspettavi? Allora, se puoi rimpicciolirlo un pochettino, grazie, perché questo è lungo. Carissimo amico, l'associazione AAPA, ovvero Associazione Allevatori Piccoli Animali, è lieta di invitarti, che bella cosa, a pranzo, poi ci sono, entrambi i giorni della manifestazione che è organizzata sotto il mercato coperto a Luserna, dei giorni 1 e 2, perché qua c'ha fiera Luserna, l'1 e il 2, grande fiera. Siamo lieti di averti come ospite nei 2 giorni a pranzo che ha organizzato l'associazione in collaborazione con i buoni commercianti, gli amici donatori. Polenta con tutti i sapori, ti piace la polenta, amico? Assolutamente. E i desideri di ognuno, dolci e goffri, non puoi mancare. Gli appuntamenti, ragazzi, verrò, quindi abbiamo detto l'1 e il 2 novembre sotto il mercato coperto, quindi voi arrivate a Luserna, cioè a sinistra trovate tutta la fiera eccetera, voi andate anche a destra, così trovate i nostri amici dell'associazione allevatori, l'associazione piccoli allevatori, la AAPA. Grazie ragazzi, Grazie, tenetemi un grazie. posto, anzi tenetene 2, 3, Tenetene 4, due, noi tre, arriviamo. quattro, noi arriviamo. Che strazio avere la soluzione del gioco, almeno credo, e non poter chiamare Andrea di Borgomasino, sesto indizio, distanza. Allora, perché Andrea ha già vinto e quindi chi ha già vinto non partecipa per lo zaino. Distanza, non credo che con bilancia c'entri qualcosa. Quindi, mio caro Andrea, questa volta ho vinto io. Ciao Henry, grazie. Canta molto bene il cameriere che ha invitato questa sera. Mannaggia voi a Grazie. casa. Ma eleganze! Che cameriere, al massimo uno sposo. Mamma mia, buonasera. Ragazzi, questo è il bello di Casa Viretti. Buonasera, sempre più bravi ogni sera, nuove emozioni, bravi. Per favore potete cantare Tutta colpa mia di Elodie. Grazie Maria di Aosta, un bacio agli zii, ai nonni e a Veronica, vi voglio bene. Vediamo se c'è qualche ragazza che sa il brano, se non domani, la prossima settimana. Tutta colpa mia di Elodie. Va bene, va bene. Ciao Peretti, un saluto dai tuoi fans. Enrico e Caterina di Rivarossa, ti mando una bella foto dal Colle dell'Is. Che bello. È bella anche la moto. C'è la torre, la moto. Beh, ciao Enrico, ciao Enrico, ciao Claudio, complimenti per Selli. Amedeo, grazie Amedeo. Ciao Amedeo, grazie mille. Voce musica, voce musica. voce musica. Bravo Claudio, io ho dedicato a mio nipote Noah, avrai di Baglioni, che hai fatto magnificamente. Enrico, per favore, puoi dedicare prossimamente una tua canzone a Giovanni, che il 2 novembre è il suo compleanno. Grazie Titti, va bene, la mettiamo in programma. Adesso quale vuoi? Vabbè, è finito il tempo. The time is over. The time is over. Chiudiamo con le solite. Lo so, non sono finiti i messaggi, però pazienza. Lo so, purtroppo amici a casa non possiamo mandarli tutti perché ne arrivano sempre tanti. Ciò mi riempie veramente l'anima e il cuore. Abbiate pazienza, se non vedete il vostro messaggio continuate comunque a mandarli. Grazie Claudio, è stata una grande serata in tua compagnia. Grazie davvero. Grazie anche a Elena, grazie a Paolino in regia. Se volete rivedere questa puntata tra mezz'ora esatta sul canale 83. Domani un'altra grande puntata con Benedetta, il ritorno di Benedetta. Grazie a tutti, buona serata. Vieni, Buona serata. ciao.